Parlare di previdenza complementare è sempre importante e non è mai abbastanza spiegare che la pensione di scorta, la seconda pensione, soprattutto per i giovani, sarà determinante. Previndai si presenta oggi con i temi classici, ma con una novità importante che deriva dal rinnovo del contratto dei dirigenti industriali. È avvenuto poco fa, pochi giorni fa, Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto l'accordo relativo appunto al contratto e una parte non trascurabile riguarda proprio Previndai, cioè la contribuzione al fondo che è appunto regolata dal contratto. Le novità non sono da poco, c'è un importante spostamento del peso della contribuzione dal dirigente all'azienda che si fa carico di un ulteriore 2% rispetto all'attuale combinazione, quindi alleggerendo il costo sul dirigente e aumentando il limite massimo di retribuzione sul quale al massimo calcolare il contributo contrattuale. Oggi abbiamo parlato non solo di contribuzione ma anche degli altri temi tipici della previdenza complementare, cioè l'investimento delle risorse, che è un tema rilevantissimo perché è il lievito che il fondo pensione mette sulla posizione, e poi la parte delle erogazioni, quindi le tante opportunità che i singoli iscritti hanno di liquidare la loro posizione. E la raccomandazione è: attenzione alla previdenza complementare, non trascuratela, sceglietela e se decidete di non farlo siatene consapevoli. E siccome io mi auguro che ci si iscriva alla previdenza complementare, nel sito di Previndai, nell'area pubblica e riservata, tutte le informazioni disponibili, anche molto puntuali sulla propria posizione. Solidarietà Veneto è fondo pensione contrattuale con 34 anni di esperienza, nasce nel 1990 qui nella provincia di Treviso ed è oggi il fondo pensione più diffuso nella nostra regione. Offre la propria attività a tutti i lavoratori dipendenti di qualsiasi settore dell'industria, della piccola industria, dell'artigianato e anche ad alcune figure di lavoro autonomo, oltre a questo anche ai pensionati per certi versi e anche ai soggetti fiscalmente a carico. Scopo del gioco, mettere da parte contribuzioni, risparmio per avere un giorno una benessere nel momento in cui ci sarà la quiescenza e quindi ci saranno i rapporti di lavoro. Oggi assieme a Previndai abbiamo rivolto la nostra attenzione alle prospettive della previdenza complementare. Potrebbe esserci il prossimo anno un nuovo silenzio assenso, il governo ne sta parlando e quindi c'è una grossa attenzione da parte di tutti i lavoratori, sia i manager, i dirigenti, sia anche i lavoratori dipendenti. Quindi abbiamo costruito questa abbinata oggi per offrire a tutte le figure professionali che gravitano nell'ambito di Confindustria una offerta formativa che possa consentire di gestire questo momento importante probabilmente al quale ci stiamo approssimando nel migliore dei modi, per offrire a tutti quanti una scelta consapevole riguardo alla contribuzione, alla fiscalità, agli aspetti finanziari, alle prestazioni, a tutti gli elementi che contraddistinguono oggi la previdenza complementare. Incontro interessante che ha coinvolto tutto il sistema azienda, perché questa sera abbiamo parlato a tutti i dipendenti, ai dirigenti d'azienda, ma anche a tutte le persone che fanno parte del mondo aziendale a tutti i livelli. Penso sia fondamentale, quando parliamo di previdenza integrativa, sensibilizzare tutto il mondo aziendale per un futuro più sereno per tutte le persone che poi un domani andranno in pensione.